Geraci vinceva 1-0, poi la vittoria a tavolino, pallone in mezzo, il gol da parte di Pecoraro, il Geraci sblocca la partita in area di rigore, numero 7, esultanza alla TR7 per Filippo Pecoraro. Qualcuno è anche pronto con il telefono a filmare l'ipotetico gol su punizione di Serio, vediamo cosa va a succedere. Calcia Serio, che intervento di Randazzo! Grande parata questa perché il pallone stava entrando a fil di palo. Pallone in mezzo, secondo palo, colpo di testa sulla traversa. L'occasionissima per la super giovane, ma è stato commesso fallo in attacco. Il tentativo. Chiaccese lo fa viaggiare, Marrone. Avanza Marrone, ci potrebbe essere dello spazio, preferisce passarla Serio, pallone sul sinistro, Serio! In diagonale fuori, l'occasione per Serio. L'assistente aveva dato la rimessa alla super giovane, l'arbitro al Geraci. Cardella avanza in mezzo a due, c'è il passaggio. Il pallone finisce agli avversari, Derby che si accende, pallone per Serio, spazio per lui. Limite, allarga tutto da Velardi, si allunga il pallone, calcio di rigore per il Geraci. Velardi, la parata di Randazzo, Velardi ribadisce in rete il gol del Geraci, l'11° in stagione, 2-0. Rosone, nel passaggio verso Monaco, che la mette in fallo, non c'è. Scambia molto bene il Geraci, attenzione a Randazzo fuori dai pali, di voltissimo, Marrone non ne approfitta. La rimessa, attacco di Antista, ribattuto dagli avversari. Velardi in verticale, pallone per Marrone, 2 contro 2, c'è Serio largo, Marrone, pallone per Serio, Serio il controllo, piazza Serio, Randazzo e la Monaco in calcio d'angolo. Vedremo fino a quando farà giocare l'arbitro. Gran pallone di Serio, Marrone si libera di Lo Monaco, c'è il tiro e il gol di Marrone, 3-0 Geraci. E ne fa un altro nella sua grandissima occasione con la maglia dello Geraci, la prima in carriera. Magari si limiterà a gestire la sua squadra dalla panchina. Tacco di Serio, Marrone pallone per Albanese, ma c'è stato il fallo su Marrone, la doppia ammonizione per Cardella. Ancora Rosone in mezzo a 3, Rosone il passaggio per Butera, alla fine fermato, passaggio in verticale, occhio alla gestione, Velardi porta vuota, c'è il gol, c'è il 4-0. La super giovane in difesa commette l'errore all'uscita delle proprie portiere. Parte Serio oltre la traversa, alla fine c'è il recupero di Guarnieri, fermato da D'Agostino, pallone messo in mezzo verso Velardi, scorre Serio sul calcio di rigore, Franco Villar, il 5-0 del Geraci, Randazzo c'era vicino. Pallone in mezzo, dal limite Serio, c'è il gol, 6-0. Eccolo qui, Gioacchino Serio. Da Villar, il pallone per Messico, il 6-0 Geraci, la giovane Castelbuono. Derby stravinto dalla squadra di Virgio.